Il Mar Ligure è davvero molto caldo, temperature superficiali che si aggirano intorno ai 28 gradi, in parte influenzate dalle alte temperature dell'atmosfera, ma il discorso vale anche per le acque più profonde e in questo caso c'entrano soprattutto le correnti. Negli ultimi anni ne sono arrivate con maggior costanza e profondità all'interno del Golfo, dal canale di Corsica. Non ci sono ancora risposte esaustive su perché questo accada. In pratica l'idrologia del Mar Ligure è legata a 2 correnti principali, una più fresca che arriva dal mare delle Baleari e un'altra più calda che arriva dal canale di Corsica. La temperatura del mare dipende dal bilanciamento tra queste 2 correnti. Le acque più calde hanno conseguenze innanzitutto su chi nel mare ci vive, ad esempio la cernia adesso riesce a riprodursi nel Mar Ligure perché è più caldo, altre invece come le spugne soffrono questo innalzamento di temperature e muoiono con più frequenza. In generale per i pescatori cambia quello che si può pescare. Nei giorni scorsi è stata rilanciata una lamentela da parte della categoria sul gran numero di meduse che finisce nelle reti. In realtà non è detto che questo dipenda direttamente dalla temperatura dell'acqua. In verità non sappiamo dove sono quando non ci sono e per questo il problema rimane molto complesso e controverso. Potrebbe centrarci la temperatura dell'acqua, ma potrebbe anche centrarci il fatto che molti concorrenti delle meduse, da un punto di vista delle catene trofiche, sono stati eliminati dalla pesca, per cui le meduse hanno più plancton a disposizione e possono quindi mangiare di più e riprodursi di più. Altre conseguenze non da poco di un mare più caldo riguardano il meteo. Temperature più alte significano più energia e tendenzialmente eventi meteo più intensi come temporali, grandinate o venti molto forti. Non si sa se questa tendenza di caldo sopra la media ormai trentennale proseguirà a lungo o cambierà in modo repentino, così come è relativamente veloce stato l'innalzamento delle temperature. Io penso che non abbiamo idea. Per il momento come dire, la tendenza che possiamo rilevare è, verso sempre un maggior aumento della temperatura o quantomeno a una stabilizzazione di questi livelli elevati.